Nuova puntata di Cronache Trevigiane, 50 anni di Vinitaly, non potevamo non cominciare con il Presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. Buona giornata Presidente, per il Veneto questa speciale edizione che sapore avrà? Beh, è una bella edizione, del resto un Veneto che ha 27.000 aziende agricole, 2 milioni di occupati, è il primo produttore a livello nazionale con 10 milioni di ettolitri, ma soprattutto ricordiamolo che è un Veneto che oggi è il primo esportatore a livello nazionale, 1,7 miliardi, il 32% della produzione nazionale. Si ribadisce anche la candidatura UNESCO per dei patrimoni come le colline della DOCG Conegliano Valdobbiadene. Questa è una vecchia pratica che ho presentato assieme a quella di Pantelleria da Ministro, è addirittura d'arrivo. Vincolare le colline dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità significa anche riconoscere il grande lavoro che hanno fatto i nostri agricoltori, i nostri cittadini nel preservarle poi queste colline. Ricordiamoci che se le colline sono così è perché c'è stato l'uomo che ha voluto plasmarle e soprattutto proteggerle. Ed infine da questo Vinitaly esce bene la marca trevigiana non solo per il vino ma anche per le speciali premi per le etichette del vino. È sinonimo che il mondo della viticoltura ha un grandissimo indotto. Beh, direi di sì, è un indotto che vale molto, si pensi solo al fatto che il PIL agricolo è un PIL importante, sono quasi 6 miliardi di euro, il vino pesa molto, le sole esportazioni valgono 1,7 miliardi del Veneto e direi che è un settore che cresce in ricerca, cresce in tecnologia e cresce anche in marketing, prova ne sia che i premi vengono sempre dati ai veneti. Grazie Presidente, Grazie a voi, grazie per questa testimonianza. Parlavamo di Conegliano, vediamo questo servizio con tante novità.